Allora, parlavamo un po' del discorso anche fuori onda dell'alternanza scuola-lavoro, quindi il rapporto che ci deve essere tra il mondo della preparazione dei giovani e le aziende, un collegamento che è fondamentale per dare ricambio anche generazionale futuro. Però ci sono ci sono anche dati positivi relativamente all'occupazione giovanile in certi ambiti in modo particolare, no? Non ovunque, però. Sì, diciamo che una delle 4 principali filiere, sempre se parliamo del focus Sinistra Piave, dopodiché questi sono i dati che abbiamo e che vedremo domenica prossima, una delle 4 filiere che io avrei individuato, naturalmente con l'analisi fatta dai ricercatori, è proprio, non è solo quella della metalmeccanica in crescita, ma anche tutta quella fase dei prodotti agroalimentari e dell'enogastronomico. E questo è molto interessante perché è una cosa che non è trasversale secolare, per esatto, tutti, però si è sviluppata di sì, questa è recente. probabilmente una fortuna che abbiamo nel nostro territorio e che ci deriva dal fatto di avere queste colline che in questo periodo stanno passando come la culla del Prosecco e che fa da traino a tutta un'attività agricola che si era un po' persa nel corso degli anni. E questo dato è così evidente che, pensate, nel 2017 sono sorte solo nella Sinistra Piave, quindi nei nostri 17 comuni, 176 imprese under 35, cioè ragazzi 176. ragazzi che si occupano di agricoltura, e quindi questa evidentemente è un'inversione di tendenza, spinta anche in questo caso da una scuola che ha un nome a Conegliano, che è la scuola enologica Cerletti, e dagli ITS, quindi dagli istituti tecnici superiori che formano in maniera ancora più preparata dal punto di vista tecnico, dal punto di vista culturale, chi vuole proseguire quel tipo di attività. E quindi ecco, questa è una lettura positiva di un territorio che sta cercando di conservare, manutentare, migliorare un ambiente che nel passato non ha avuto questa attenzione. Tant'è che la questione che sta arrivando e sulla quale si deciderà a luglio, io mi auguro che vada veramente a buon fine, è quella del riconoscimento delle colline di Conegliano come patrimonio dell'UNESCO. Ma lì hanno già nicchiato, mamma mia, hanno detto già che ci sono altre zone analoghe, l'hanno trovate in Sud America, a destra manca, Sì, quindi... sì, beh, insomma, però certo che è sarebbe difficile chiaramente, però... è un riconoscimento ambizioso e importante, quello sì. Perché poi legato a questo, all'enogastronomico, si lega poi l'industria per la produzione di strumenti di lavorazione, prima lavorazione di queste produzioni. Sì, è chiaro che oltre a questa particolarità del Prosecco c'è tutta anche una industria gastronomica che produce e trasforma dei prodotti locali. La pasta, le verdure e tante altre cose, e da qui naturalmente c'è tutto un traino che è l'industria che fa macchine per l'alimentazione, macchine per la conservazione dei cibi, e che rientra poi in quella filiera della metalmeccanica che fa componentistica per l'elettrodomestico, e quindi c'è un po' un cerchio che si chiude da questo punto di vista. Ecco, voi avete puntato l'accento anche sul discorso del turismo, sì. Che uno dice ma cosa ha a che fare il turismo con l'artigianato, in realtà è un buon aggancio perché ha dei numeri sì, che diciamo stanno crescendo ovunque, no? Partiamo sempre da quello che è questo tesoretto della nostra area, che sono le colline. Ma questo è importante dirlo, perché c'è stata un'era in cui si trascuravano. Sì, ha ragione, che stiamo cominciando a manutentarle meglio, per cui arriva un turismo del nord Europa, arriva un turismo dell'oltreoceano che viene a fare del cicloturismo, per esempio, quindi l'insieme, questa liaison tra cicloturismo, prodotti enogastronomici, bellezza del paesaggio, ma anche cultura e storia. Mi viene in mente che domenica scorsa c'è stata nel castello di San Salvatore
Vino in Villa, quindi c'è stato un appuntamento che ha visto molta gente arrivare per fare delle esperienze enogastronomiche, ma collateralmente sono stati creati dei giri, dei tour, alle quali hanno partecipato anche dei gruppi di giornalisti stranieri, e sono stati portati nelle chiesette collinari che hanno dei tesori all'interno, e quindi è stato creato anche questo aspetto del turismo culturale, e in questo caso anche un turismo religioso, che spesso magari viene un po' trascurato, e che però anche ha delle potenzialità e ha delle ricchezze non indifferenti. Anche perché in termini di PIL comunque c'è sono numeri interessanti. Guardi, le dico solamente che nel 2017 abbiamo avuto percentuali in doppia cifra di aumento solo nella sinistra Piave, in doppia cifra superiamo il 10%, ecco. Sia in termini di presenze turistiche, sia in termini di pernotti. E quindi anche questo è una cosa che aiuta, e che tutto l'ambiente dei servizi, tutta la fornitura dei servizi, perché poi è tutta una catena, e che non può che farci piacere in questo momento. Un altro aspetto interessante che comunque lei non ha trascurato è stato quello dell'industria 4.0, se ne parla tantissimo. In senso positivo e in senso negativo, ineluttabile, perché c'è questa evoluzione comunque delle aziende ipertecnologiche, digitali eccetera, dall'altro il problema connesso, l'uomo, la persona, il lavoratore, che fine fa, cioè che ruolo potrà avere, e quanto queste aziende potrebbero portare ricchezza o depauperamento per un territorio. Non è una cosa banale, perché vi riguarda come artigiani soprattutto. Questo è un bellissimo tema che coinvolge tutto il mondo, e coinvolge anche le personalità, delle grosse personalità, in termini di dichiarazioni. Poi magari facciamo qualche citazione. Sì. Il 4.0 è questa declinazione dell'industria, della produzione delle macchine verso la digitalizzazione, con l'uso dei big data e l'uso della sensoristica, dell'internet delle cose, dei controlli da remoto e via dicendo. Anche qui, dicevo prima i dati, no, di chi saranno i manutentori, gli installatori di queste caratteristiche legate alle macchine industriali. Li dobbiamo formare, li dobbiamo trovare, e quindi su questo, ripeto, bisogna pensarci. Per la piccola e media impresa, dal mio punto di vista, questo è un plus, nel senso che riesce a essere ancora più competitiva con le strutture più grandi, perché la tecnologia è disponibile anche per i più piccoli. Quindi questa è una cosa. Dicevamo prima che l'uso del 4.0 però non ha solo un aumento di competitività e di qualità nella produzione di un bene, ma deve anche essere un miglioramento per la qualità della vita di chi ci lavora, e deve essere anche un miglioramento per l'ambiente e per la sostenibilità dell'ambiente. E queste sono cose che messe assieme, fatte girare nella stessa catena cinematica, possono decisamente far migliorare le cose. Tant'è che nel 2017 c'è stato un aumento del 30% in Italia, del 30% degli investimenti solo per i piani legati al 4.0, che è vero che fruiscono anche di una decontribuzione, ma è chiaro che l'obiettivo primo è quello di essere competitivi e di realizzare quelle cose che ho detto poco fa. Su questo aspetto la domanda è molto semplice, perché è chiaro che già Keynes negli anni 30 parlava di tecnologia disoccupazionale, sì. È un tema quindi che si riprende. È ricorrente secondo gli scaglioni di evoluzione. No? E si ripete, quindi all'epoca del Fordismo si era ripresentata questa questione, quindi ogni volta che si automatizza e che si tolgono delle braccia c'è il rischio di perdita di posti di lavoro. E il punto è proprio questo, cioè riusciranno i nuovi lavori a compensare i lavori persi? Se ascoltiamo Bill Gates, lui dice di no, lui arriva a proporre di tassare i robot affinché si possa creare un reddito collaterale per
per i lavoratori, quindi il tema è molto importante. E ancora Eric Fromm diceva che il pericolo del passato era che gli uomini diventassero schiavi, il pericolo del futuro è che gli uomini diventino robot. E quindi anche questo aspetto della eccessiva automazione e del limitare quello che è l'apporto umano in un lavoro va bene quando si toglie di mezzo il pericolo, si aumenta la sicurezza, esatto, si agevola la persona che lavora. Bisogna pensare però che molti posti di lavoro verranno persi e quindi questo è un po' un tema che dovrebbe essere dibattuto. Sì, da un lato dice vabbè tanto non ci sarà posto di lavoro per tutti, ma cercate manodopera, non la trovate e questo è un modo per sopperire a queste carenze. Sì, si pensi che nel 2020 a causa di questa cosa l'Europa perderà 5 milioni di posti di lavoro, queste sono le stime, che poi, ripeto, bisognerà vedere come verranno rimpiazzati. E nel 2050, mi sembra, per dare un altro dato, i robot o le macchine con intelligenza artificiale supereranno gli addetti umani. Ci sarà da riflettere, ma gli imprenditori artigiani come stanno reagendo a questo? C'è stata la globalizzazione, uno step, adesso il 4.0, l'altro, ci sono grandi capitoli, no? Come vede che reagiscono? Al contrario di quello che si è soliti pensare, per cui il 4.0 può essere un'azione che viene fatta dalla grande impresa, in realtà andando a vedere bene può essere benissimo intrapresa anche dalla piccola azienda, quindi il fatto di usare informazioni, big data, essere connessi, avere il controllo di certe macchine, pianificare le manutenzioni, sono cose che anche per gli artigiani sono favorevoli, quindi io credo che chi si occupi di questo tipo, di quest'area, la stia interpretando alla grande. Le dirò di più, nella nostra zona abbiamo visto anche che alcune aziende che negli anni scorsi facevano della carpenteria leggera, civile, industriale, si sono anche trasformate nel dare dei servizi tecnologici alle aziende, nel dare dei servizi di automazione, nel customizzare quindi delle macchine, dei robot, in modo tale da andare a occupare delle zone di lavoro che stavano venendo avanti, visto che una parte di quella tipologia di lavoro legata magari all'edilizia era in difficoltà, e anche su questa ci sono dei numeri, insomma. Perfetto, ha accennato il discorso dell'edilizia, vediamo di affrontare anche questo capitolo dopo la pubblicità, quindi pochi secondi.